Buonasera, benvenuti alla 22esima puntata di A Tutto Campo, settimana importante per le squadre agrigentine impegnate nei rispettivi campionati. La vittoria della SEAP Pallavolo Aragona probabilmente è stata la più importante della domenica, perché nel basket la Fortitudo è stata sconfitta in casa dal Trapani e l'Acragas, una partita influente fine della classifica, con la sconfitta a Palma di Montechiaro con la Gattopardo. Parleremo di Serie B, di Serie C, di Serie D e di tanto altro con gli ospiti che vi vado subito a presentare. Carolina Falcucci, banda della SEAP Aragona. Bentornata Carolina. Ciao, buonasera a tutti. Presidente dell'Acragas Salvatore Bottone. Dottore Bottone, salve. Bentornato. A Tutto Campo. Per la prima volta l'ex capitano dell'Acragas e attuale capitano della Pro Favara, Gerlando Contino. Benvenuto Gerlando. Buonasera a tutti, grazie. Allora, iniziare proprio da Gerlando. È stata un'annata per te particolare a Favara, quel fattaccio, diciamo, che poi è stato finalmente, diciamo, chiarito con la Lega, essere squalificato poi nel ricorso, ovviamente. Conoscendoti non avevamo nessun dubbio. Un bilancio di questo campionato prima di parlare di Serie B. Sì, ho avuto a metà anno è successo quello che sapete tutti, la squalifica di 5 anni che grazie a Dio mi hanno tolto dopo 2 mesi e mezzo, però ho passato 2 mesi e mezzo molto pesanti, mi avevano accusato di una cosa che non avevo fatto. Da innocente. Quindi, era una cosa bruttissima. Sì, però fortunatamente hanno messo subito la Procura Federale a indagare e alla fine è uscita fuori la verità e quindi mi hanno tolto la squalifica, e per me è stato una sorta di una rinascita, perché avevo tanta voglia, perché non potevo pagare di una cosa che non avevo fatto, e quindi alla fine sono rientrato e è andata bene. Complimenti alla tua Pro Favara per il campionato finora affrontato, un girone di andata un po' così, ma il girone di ritorno è stato esplosivo, avete evitato pure play-out. Sì, no, abbiamo fatto un grandissimo giro di ritorno e ieri, diciamo, ci potevamo salvare pure un po' di tempo prima, però ci siamo un po' complicati la vita, però alla fine ieri siamo riusciti a fare i 40 punti, arrivare a 40 punti e ci siamo salvati alla grande. Presidente Bottone, ieri sconfitta in dolore per l'Acragas a Palma di Montechiaro. Siamo ormai proiettati ai playoff di promozione? Sì, perché avevamo alcuni giocatori influenzati, qualcuno diffidato, per cui era inutile correre rischi in una gara che per noi non aveva più alcun significato, mentre invece dovevamo approcciarci a quelle che saranno i playoff, e quindi mantenere l'organico al completo per cercare di andare oltre quelle che erano le aspettative iniziali. Raggiungere il playoff era il sogno, l'obiettivo, e l'abbiamo raggiunto. Ora speriamo, nella bontà del gruppo, di poter regalare ai tifosi biancazzurri questa grande gioia di ritornare all'eccellenza, che non sarà il campionato ideale per la città, però è già un punto di partenza importante. Ne parleremo dopo senza venir meno con l'amico Gerlando, con il presidente Bottone. Carolina, invece, partita, ennesima vittoria per la SEAP Aragona contro Arde Termini. Come hai visto la partita? La partita in sé per te sicuramente poteva andare meglio, magari il primo set soprattutto è il solito che ci caratterizza. Però alla fine era importante portare a casa 3 punti e pensare noi ormai dobbiamo pensare al nostro. Se poi Santa Teresa, per fortuna nostra, sbaglierà qualcosa, meglio. Però ormai pensiamo ai playoff. Come mai secondo te questo approccio iniziale così problematico contro le squadre sulla carta inferiori? Inferiore, sì. Io penso magari sia stata un sentire troppo la pressione esterna, magari averla presa un po' troppo con angoscia. Ormai comunque c'è paura di sbagliare, sì, perché comunque sia abbiamo tanti occhi addosso, tutti che parlano, quindi magari quella dobbiamo impararla a gestirla un po' meglio. Qualche mugugno anche dalla tribuna probabilmente? Sì, un po', sai, quelli devi essere brava a non sentirli, però magari è quello, non lo so. Poi però siete usciti fuori. Sì, poi siamo tornati a giocare come sempre.
anche grazie all'ingresso di Martina Baruffi. Sì. Che devo dire che Sara comunque ha giocato bene nelle partite che comunque sia l'ha sostituita, però ovviamente Marti è una palleggiatrice che in B2 non si vede, quindi si sente quando viene. Ha dato quell'input positivo, certo, alla squadra. Allora dovremmo avere in collegamento, adesso parliamo di Serie B, di calcio, dunque Palermo, dovremmo avere in collegamento Luca Tutone di DAZN, ancora no, dunque Presidente, torniamo all'Acragas in attesa del collegamento del Palermo. Si sa già la data della partita con il Salemi? La data è il 28, poi ci saranno l'orario e quant'altro, e sarà la prima partita che faremo col Salemi, sperando, come dicevo, di vincere e poi di incontrare la vincente dello spareggio tra Miselmere e Marineo. Ieri a Salemi sì, sono andati in pochi giocatori. La gara è stata sospesa perché forse è stato espulso qualcuno infortunato. Dunque si sono presentati in 7 in campo? Sì, sono rimaste solo, e quindi la partita poi è stata sospesa, ma il risultato sarà sempre il 3-0, quello che era maturato in campo praticamente. Perché poteva esserci anche il rischio di... C'era il rischio che se il Salemi non si fosse presentato poteva ricevere un punto di penalizzazione, e questo sarebbe stata una beffa per noi che non ci avrebbe consentito di fare il play-off, per cui la sportività, come vede, anche a questi livelli spesso magari si parla male, però viene sempre premiata, nel senso che le società fanno il loro dovere anche se non sono interessate all'ultima gara, magari non hanno interesse di classifica, però il fatto stesso di presentarsi, dimostrando anche serietà da parte della società. Sì. Bene, abbiamo in collegamento Luca Tutone da DAZN per il pre-Palermo Verona, tra poco in campo la squadra rosanero al Barbera, però io a Luca, intanto buonasera Luca. Buonasera a voi. Buonasera, ecco, io volevo chiederti, grazie per il tuo intervento da tutto campo, intanto cosa accade a questo Palermo, perché nelle ultime giornate sembra non avere più quella verve, quello sprint che l'ha caratterizzata per la seconda parte del campionato. Ma le cause, come ha detto Stellone, possono essere tante. Si parte dalla travagliata situazione societaria che sicuramente non ha dato tranquillità e serenità nell'ultimo periodo, dal passaggio agli inglesi al ritorno delle quote all'attuale proprietaria che è Daniela De Angeli, passando poi ovviamente per uno stress mentale che ha incidenza anche sulle gambe, mettici anche qualche episodio sicuramente non particolarmente fortunato. Mi viene in mente il primo fra tutti, la raffica di vento che ha aiutato Tremolada nel gol del pareggio del Brescia al Barbera. Magari a volte un pallone un po' più a destra piuttosto che a sinistra può cambiare anche l'evento di una partita e di una stagione. Detto questo, ci sono anche numerosi infortuni e qui bisognerebbe comunque approfondire. Stellone è stato molto vago in conferenza stampa, bisognerebbe capire se effettivamente è un problema strutturale, cioè di campo d'allenamento, come ha detto lui, che evidentemente è un po' troppo pesante, piuttosto che di una preparazione fisica che il Palermo ha pagato anche nella passata stagione. Ci sono delle analogie incredibilmente clamorose rispetto all'andamento dell'anno scorso, ma credo che fondamentalmente sia la testa a comandare le gambe, quindi il Palermo ha quasi l'obbligo, anzi togliendo il quasi, di andare in Serie A, e questo evidentemente sta annebbiando la testa e di conseguenza sta bloccando le gambe. Parlavi di Brescia, però anche a Pescara il Palermo ha subito dei gol, ecco, non dico fortuiti, ma comunque gol della domenica, ha giocato bene, però nonostante questo è stato molto criticato dal pubblico, specialmente sui social, specialmente anche nel corso del tuo programma sportivo che conduci su TRM insieme ad Alessandro Amato. Ecco, abbiamo ascoltato molte lamentele dei tifosi che forse pretendono troppo secondo te, oppure hanno ragione a manifestare questa indolenza nei confronti della squadra rosanera? Hanno semplicemente paura che si ripeta la stessa strada della passata stagione, quindi l'esigenza o il cercare di scuotere i giocatori nasce semplicemente dalle paure di rivivere lo stesso epilogo dell'anno scorso,
anche perché quest'anno, mentre l'anno scorso non era stata palesata una necessità di andare in Serie A per la sopravvivenza o la salvezza della società, invece in questo caso adesso più che mai la promozione in Serie A diventa determinante non soltanto in una fase di cessione a dei nuovi proprietari, ma probabilmente, qualora questo non dovesse succedere, anche in una prosecuzione dell'attuale gestione, magari poi sperando che qualcuno possa arrivare in seguito. Poi il tifoso deve fare il tifoso e ha tutto il diritto di criticare quando le cose non vanno bene, piuttosto forse quello che sta mancando un po' al Palermo, lo sfogo di Bellusci in questo era stato abbastanza determinante nel cambiare un po' l'umore dei tifosi. Forse manca al contrario quella spinta che in un momento difficile i tifosi dovrebbero dare, perché comunque stiamo parlando di una squadra che aveva fatto 13 risultati utili consecutivi, che comunque è terza in classifica, che a prescindere da tutto quello che è successo ha la possibilità di scavalcare il Lecce, visto che il Lecce dovrà ancora riposare e alla fine contano i primi 2 posti per andare in Serie A, per cui che il tifoso critichi quando la squadra, soprattutto come può essere successo a Cosenza, non ha giocato bene, ma purtroppo a Pescara la prestazione forse è stata la migliore in trasferta di certo della stagione e non sono arrivati i punti per delle disattenzioni. Bene Luca, io ti lascio perché so che sei impegnato con DAZN per la cronaca della partita, però volevo chiederti, dopo la tua esperienza a Mediaset, in breve diciamo un bilancio della tua esperienza con questo network importante nazionale. Ma guarda, la professionalità delle maestranze, chiamiamole così, cioè di chi poi sta dietro le quinte e che ci permette di andare in onda, è di altissima qualità, tanto quanto quella di Mediaset, perché poi lo standard qualitativo richiesto dalla Lega Calcio e ovviamente che viene richiesto anche da DAZN comunque fa sì che ci si affidi a quei tecnici che da anni hanno sempre gestito alla grande, ad altissimi livelli, la parte appunto dietro le telecamere. E in questo lasciami ringraziare per Palermo, visto che nella maggior parte dei casi fino adesso tutte le partite sono state comunque coordinate da Emanuele Cammarata e dalla sua squadra. Lasciami ringraziare Emanuele Cammarata perché se DAZN sta avendo per Palermo uno standard qualitativo elevato, il merito sicuramente è quello di chi poi accende le macchine, no? E ci permette di divertirci al microfono. Ma meriti anche ad un grande professionista che è Luca Tutone. Io ti ringrazio. Grazie. Luca, per il tuo intervento a tutto campo. Forza Palermo per la partita di stasera, ovviamente, e a risentirci. Grazie per l'invito, alla prossima. Ciao, buona partita. Dunque Palermo-Verona tra pochissimo, vediamo subito i risultati a proposito di Serie B e la classifica del torneo cadetto, con il Palermo appunto che gioca tra poco. Brescia-Venezia 2-0, Cittadella-Livorno 4-0, Foggia-Spezia 1-0, Carpi-Padova 2-1, Perugia-Benevento 2-4, Cremonese-Lecce 2-0, Ascoli-Pescara 2-1, Cosenza-Crotone 1-0. Si sta giocando, o perlomeno sta per iniziare, Palermo-Verona, classifica della Serie B. Brescia 57 punti, Lecce 54, ma il Lecce, come diceva Luca Tutone, dovrà fermarsi per un turno. Palermo e Benevento a 50, testimonianza a Gerlando dell'importanza della partita di stasera del Palermo col Verona. Assolutamente sì, perché vincendo il Palermo si aggancia alle squadre di vetta, diciamo al Lecce e al Brescia, quindi stasera è importantissima come partita. Non può permettersi un pareggio, Presidente Bottone. No, deve assolutamente vincere. Come diceva giustamente Luca, vincendo va a 53, considerando che poi il Lecce deve riposare perché ha fatto una partita in più. Il Palermo teoricamente potrebbe scavalcarlo direttamente ed è fondamentale perché, come diceva, i problemi economici stavolta la fanno da padrona. Se il Palermo dovesse fallire la Serie A corre il rischio seriamente di un fallimento, e quindi da ripartire da categorie, altro che Serie A, ripartirà dalla Serie C o dalla Serie D addirittura, come è successo a Parma o altre società, perché lì si stanno giocando
si sta facendo una doppia partita, calcistica e economica contemporaneamente, quindi forza Palermo, perché avere una squadra di Serie A in Sicilia è sempre importante, anche perché squadre come il Parma, per esempio, sono ripartite dalla Serie D, adesso sono in Serie A dopo nel giro di 3-4 anni, ma stiamo parlando di una piazza economicamente forse più facoltosa di Palermo, mentre Palermo, ecco, senza Zamparini non sappiamo come potrebbe affrontare. La gestione per Zamparini purtroppo non ha portato a un seguito, non c'è stata la possibilità, nonostante tante chiacchiere, tante accuse che hanno fatto a Zamparini, che qualcuno rilevasse la società in tutti questi anni, per cui la scomparsa di Zamparini, la crisi di Zamparini porterà alla crisi del calcio a Palermo. Benissimo, andiamo subito alla Serie C con classifica dei risultati, però prima, scusate, volevo far vedere, ieri c'è stato un Juve Stabia Trapani interessantissimo e dovremmo avere anche delle immagini, ecco, a Corredo. Questa è la coreografia dello stadio Menti di Castellammare, vedete il pubblico che ha praticamente riempito lo stadio per questa partita. La Juve Stabia ha battuto il Trapani per 2-0, le reti sono state firmate da Carlino e Canotto che ricordiamo giocò nell'Agropoli di Pino Rigoli qualche anno fa in Serie D e poi approdò in Serie C. È un ex del Trapani. È un ex del Trapani pure, perché ha giocato pure nel Trapani ed è esploso praticamente. Ecco, questa era l'atmosfera che si respirava prima della partita. Una partita importante che probabilmente, non so se Gerlando tu segui la Serie C, hai visto che la Juve Stabia in vetta è andata più 4 praticamente dal Trapani a 2 giornate dalla fine. Sicuramente è un campionato. Questo è il gol di Carlino, ecco, lo stadio è stragolo, complimenti. Le piazze napoletane sono eccezionali. Spiace per il Trapani, squadra siciliana, ma ovviamente questo è il secondo gol di Canotto, ovviamente ripreso da qualche tifoso dalla tribuna. Immagini spettacolari. Sì. La domanda che ti pongo è: Juve Stabia in Serie B secondo te, oppure 2 giornate ancora si può dire di più? Sono rimaste le ultime 2 giornate, mi pare, sì. Allora, quanti punti c'hai? 4 punti. Adesso vediamo i risultati della classifica. È un po' difficile recuperare, secondo me. Trionferà anche perché il Catania ha toppato, il Catania è andato è un po' più indietro. Vediamo i risultati, la classifica proprio del torneo di Serie C, che proprio l'anno scorso vedeva l'Acragas nei ranghi di questo torneo. Catania Bisceglie 2-1, Catanzaro Francavilla 2-3, questo è un risultato a sorpresa. Punto Juve Stabia Trapani 2-0, Paganese Rieti 0-1, Regina Leonzio 0-1, Rende Matera 3-0 a Tavolino, Siracusa Vibonese 3-0, Potenza Cavese 4-0, Monopoli Casertana 0-1. Ti volevo dire, Potenza Cavese 4-0, allenatore è Pino Raffaele. Sì. C'eri tu nell'Acragas quell'anno? No. Tu sei venuto l'anno dopo? Io c'ero con Pino Rigoli. Tu sei venuto con Pino Rigoli, sì. Qualche anno, forse un paio di anni prima c'era Pino Raffaele che poi fu esonerato. Forse l'anno prima. Forse. Guarda dove è il Potenza, 50 punti, è praticamente quinto. Sì, ma lo conosco al mister perché abbiamo giocato parecchie volte contro nell'altro girone, sia in interregionale che in eccellenza con l'Igea Virtus. Veramente ero a Siracusa e a Cireale. In gamba per un metodo di gioco che funziona, è bravo. È un allenatore sicuramente di carattere, un allenatore che ha fatto benissimo sia in eccellenza, ha vinto parecchi campionati, ma anche con l'Igea Virtus interregionale ha vinto i playoff, quindi ha fatto la gavetta. Tanta gavetta per Pino Raffaele. La classifica: Juve Stabia 68 punti, Trapani 64, Catania ormai fuori dai giochi a meno di miracolo a 60 punti, Catanzaro 57, Potenza 50. I playoff a questo punto potrebbero esserci un Trapani Potenza e un Catania Catanzaro, per poi andare ai playoff con le squadre degli altri gironi. Altre siciliane: abbiamo la Sicola Leonzio a 42 punti e il Siracusa a 33. Secondo te il Siracusa fuori dai playout? Tra l'altro ho letto poco fa che a Siracusa daranno pure qualche altro punto di penalizzazione, quindi dovrà fare ancora punti. Domenica, se non mi sbaglio, giocano a Rieti, è un po' dura, però spero che anche perlomeno per arrivare in una posizione classifica più alta, sì, per più affrontare i playout. Sì. Io spero che si salvi direttamente, perché Siracusa è una grandissima piazza e
tra l'altro ci sono tanti amici, quindi spero che si salvi direttamente senza Chi ci abbiamo come amici a Siracusa? Ho avuto l'allenatore Raciti, Ezio Raciti è una bravissima persona, Lele Catania, Tiscione, sono sì, ragazzi che... Siamo gemellati, e poi siamo gemellati sia col Siracusa che con la Juve Stabia. Sì. Allora, Serie D subito, abbiamo un blocco di 3 partite, brevi 3 minuti in totale, Nocerina Bari, Roccella San Cataldese e Troina Messina, poi rientriamo in studio. Fischia dalla piccola, comincia Nocerina Bari. Il giro palla della Nocerina in fase d'attacco, bello lo scambio con Ruggero che entra in area di rigore, l'appoggio basso, la conclusione con il destro e il gol del vantaggio segnato da Cardone dopo 9 minuti. Cambia il punteggio ad Angri, Nocerina 1, Bari 0, il primo gol in campionato di Antonio Cardone, manda davanti Molossi, gioia incontenibile per Capitan Caso. Da Floriano, l'appoggio dietro, il cross di Amlili, finisce a terra Piovanello, lascia giocare. Rigore, 9 dal fondo, prova a mettere la palla in mezzo, ci arriva De Feo, sulla linea, quagliata da allontanare. Ruggero, si ricompone la difesa del Bari, Ruggero ancora, ci prova con il destro di poco alto, palla che si abbassa all'improvviso, Marfella vola ma non serve e comunque gran tiro di Ruggero. Bolzoni allarga a destra per Floriano, finta il cross, va a puntare a saltare Orlando dal fondo, palla morbida sul secondo palo, Di Cesare sul fondo. Assalti finali, un'occhiata al cronometro, è finita la Nocerina sul neutro di Angri, batte il Bari per 1-0, decide il gol al 9° minuto di Cardone. C'è questa azione e c'è il gol. Ed è il secondo gol per la San Cataldese. Piccarrotti, cross al centro, e c'è il terzo gol per la San Cataldese. E c'è il quarto gol per la San Cataldese. La quintultima di campionato mette di fronte Troina e Messina, Polizzi squalificato tra i rossoblù, tra i pali va Serenari, out per infortunio Raia e Ferreira, quest'ultimo parte dalla panchina, Buffa fa il centrocampista avanzato. Al 7° azione manovrata della Troina prima dell'assist del giovane Buffa per Chamberlain, che dal limite sorprende Meo sul primo palo con un destro a giro, seconda rete in campionato per il promettente esterno proveniente dall'esperienza al Viareggio con la rappresentativa di Serie D. Gli ospiti cercano in extremis la via del pari al minuto 83, Marzullo verticalizza per Arcidiacono, Locascio in scivolata salva il Troina. Dalla destra il cross mancino del solito catalano, il colpo di testa di Traditi, ancora out. Prima del triplice fischio Messina in 10 proprio per il doppio giallo al centrocampista, punito per proteste dall'arbitro. Il Troina si conferma in uno splendido periodo di forma, accarezzando i play-off, Messina invece è costretto ancora a sudare per garantirsi la permanenza in Serie D. Delusione per il Messina ovviamente, ma gioiscono a Bari nonostante la sconfitta, perché ormai mancano 4 giornate appena alla fine del campionato. Gerlando, come vedi questo finale di campionato ormai penso tutto delineato? Ma penso che il Bari a questo punto la deve solo gestire il campionato, se non mi sbaglio hanno 8 o 9 punti davanti, giusto? Sì, ora vediamo la classifica, sono circa 9 punti. Ha fatto un campionato a parte, quindi l'unica squadra che gli poteva dare un po' di fastidio è stata la Turris, però ha sbagliato diverse partite all'andata e quindi alla fine secondo me vincerà il Bari. Poi i playoff se la giocheranno Turris, non so se c'è pure forse pure il Troino. Ora vediamo la classifica, la San Cataldese come l'hai vista invece?
La San Cataldese alti e bassi, però hanno fatto una grande vittoria. Meriterebbe di più? Forse. Assolutamente sì, perché hanno una grande squadra. Io l'anno scorso fino a dicembre sono stato lì a San Cataldo e si sta benissimo, una società sana e sicuramente gestione oculata, gestiscono una serie D, meritano molto di più, però il calcio è questo, purtroppo a volte non si raccoglie sempre. E poi c'è la sorpresa Troina che da 2 anni con Davide Boncore allenatore ha stupito praticamente un paesino di 3.000 abitanti. Sì. A Troina con una squadra di giovani, parecchi stranieri, Davide ha fatto un grandissimo lavoro, sono adesso nei playoff, non so se riescono a fare da un ottimo direttore sportivo probabilmente, perché riesce a scovare giocatori di questo Champions. Sì, avranno un canale, anche lo scorso anno avevano parecchi stranieri importanti e poi il presidente lì ha portato a Siracusa, perché si è spostato da Troina a Siracusa il presidente, quindi si è portato parecchi stranieri. Vediamo i risultati allora della Serie D, l'avevamo intervisti poco fa. Gelaturis 0-1, Castrovite Liloque 3-0, Igia Virtus Rotonda 0-0, Nocerina Bari 1-0, Palmese Marsala 3-2, Portici Cittanovese 2-1, Roccella San Cataldese 0-4, Troina Messina 1-0, Città di Messina Ceriale 2-0. Per una classifica che vede il Bari a 69 punti, a più 8 praticamente dalla Turris. Ormai diciamo, il Bari potrebbe anche festeggiare probabilmente domenica prossima l'approdo in Serie C, poi Marsala 47, il sorprendente Troina 46, la Cirale 44, quindi sono 3 squadre siciliane che potrebbero andare ai playoff. Altre siciliane, il Gela a 40, il Messina al 36, San Cataldese 34, Città di Messina 31. La San Cataldese potrebbe anche evitare i play-out probabilmente con un'altra vittoria. Che dici? Sì, assolutamente. Adesso sta attraversando un buon momento, quindi speriamo la prossima che vinca in casa e quindi a tirarsi fuori dal play-out. Parlavi poco fa di stranieri, mi è venuto in mente un giocatore dell'Agregas che secondo me reputo fortissimo, che è Musa, presidente. Sì, una rivelazione autentica del campionato, secondo me è giocatore di categoria superiore. Sì, va ancora sgrezzato come si suol dire, però ha ottime possibilità di fare una brillante carriera. È stato, credo, Lello Capraro a portarlo qua in società e si è fatto luce. È un ragazzo che merita sicuramente ben altre categorie, perché tiene molto alla maglia, sì, è un lottatore, è uno fortissimo di testa come difensore, agile, scattante. Dico, questo messo in un contesto migliore, ancora più forte, in categorie, penso che farà benissimo questo ragazzo, perché ha grande capacità e possibilità. Spazio a Carolina Falcucci. Dunque al volley abbiamo le interviste del post partita sia a Paragona Hard Palermo, vediamo, poi torniamo in studio perché c'era un mister molto arrabbiato nel post gara. Sicuramente è stata una gara entusiasmante. Io sono sempre dispiaciuta per il risultato, a me perdere non mi piace mai, né contro l'ultima né contro la prima né con la squadra che ha gli stessi punti in classifica nostra. Sicuramente Aragona è una squadra con giocatori di altissimo livello, però quando sei lì cominci ad assaporare un po', no? Un gusto dolce, e poi quando invece il risultato non arriva come speri, ovviamente un po' ti arrabbi. Di giocare in maniera di far ruotare un po' più la squadra, di giocare in maniera più tranquilla, più rilassata. Come mai questa panchina corta, mister? Allora, è stata un po' la panchina. Sì, una incinta, l'altra ha abortito, ma sul vero senso della parola, dico, e non si è ripresa, no? sul vero senso della parola. Poi ti mancava un'altra febbricitante. E altre 2 le abbiamo mandate in Serie D a dare una mano, perché abbiamo puntato quest'anno su ragazzine giovani, non quelle incinte ovviamente, quelle un po' più grandi, che si sono eliminate da sole. Quindi quando sei già tranquillo, hai già raggiunto il risultato, siccome abbiamo un'altra squadra in categoria minore, rafforziamo un po' più. Noi ci divertiamo così, ci passiamo il tempo, non abbiamo grandi ambizioni. Poi se vengono, attenzione, li affrontiamo, se costruiamo una squadra che quell'anno fa un campionato eccezionale e arriviamo ai playoff. No?
Allora, diciamo che doveva essere un certo tipo di partita. Noi avevo insieme alla società preparato una partita che doveva permettere di far rivedere il campo alle ragazze che stanno fuori, però con attenzione, gestendo rientro, eccetera, eccetera. Purtroppo un inizio di primo set drammatico ci ha costretti a fare tutta un'altra partita. E mi è sembrato evidente che la squadra in campo era in seria difficoltà fisica, e quando una squadra non va in questo modo e il risultato è quello che abbiamo oggi, bisogna fare un po' d'autocritica, nel senso che io mi prendo tutte le responsabilità di una squadra che sta così. I mali, non quelli realmente fisici che ci sono, le ricette le stiamo portando avanti, speriamo anzi che questa forzatura che abbiamo fatto su un paio di persone non porti conseguenze, insomma, no? Che la passiamo tranquilla. Il resto è sicuramente chiedersi e fare il primo passo e riconoscere che c'è qualcosa che non va, no? Perché se poi uno va avanti sempre nello stesso modo sbatte la testa. Abbiamo toccato il fondo dal punto di vista fisico, per come stavamo messi in campo. Insomma, avete visto, no? Le difficoltà, cioè la palla un po' spostata, Martina faceva di tutto per arrivare, ma si muove in altro modo, quindi credo che peggio di così è dura. Poi ripeto, adesso sta a cambiare qualcosa, perché sennò non va bene, e questo spetta a me. È dura, diciamo che oggi la cosa impresentabile è il modo in cui la squadra in generale stava in campo, e ripeto, in campo in questo modo ce l'ho portata io, e quindi andiamo a prenderci alcuni motivi. Tutto è andato per il verso giusto, io sono contenta, cioè, di essere diventata prima del dovuto. Purtroppo ancora non mi sento come prima, e quindi sono soddisfatta in parte. Poi dispiace che magari uno cerca sempre di fare il massimo, no? Di fare la miglior prestazione insieme alle proprie compagne. Però purtroppo noi siamo una squadra che quando manca una manchiamo tutte. Non abbiamo un pilastro che prende tutte e va. E quindi dispiace, perché in parte, cioè, abbiamo vinto comunque, quindi siamo felici. Però ovviamente non esprimere il nostro gioco al meglio. Io ho la fortuna di essere seguita da persone tutti i giorni, passo tutte le mattine là con loro, quindi io devo dire grazie solo a loro. Soddisfatta di me e della mia prestazione? No, infatti ci sto un po' così, però ci vuole tempo. L'emozione di Martina Baruffi, tra l'altro grande amica di Carolina Falcucci. Parlava di nessuna leader probabilmente, ma del gruppo, Martina. Probabilmente ci sta, forse ci manca quel giocatore in campo, leader, però penso che si sia fatto cioè, purtroppo nella pallavolo capita spesso che quando incontri squadre di categoria, di un livello magari un po' inferiore, cali anche con l'attenzione. Ecco, qua siete grandi amiche con Carolina, la consolavi? Sì, più che altro perché l'ho seguita tanto in questo, cioè stiamo sempre insieme, quindi ho visto quanto ha faticato in questi giorni, cioè andare a fare terapia mattina, sera, fare le corse per venire comunque in palestra a vedere l'allenamento, non è facile. Il pianto del post gara è stato un po' si è sfogata. Ecco. Poi oltretutto è il palleggiatore, cioè le squadre vengono fatte spesso e volentieri intorno al palleggiatore. E non aver lei comunque sia pesante, quindi anche lei magari tanta responsabilità se la sentiva, e sono contenta però, molto. L'approccio probabilmente del primo set alla partita che non funziona. Purtroppo però è un approccio che noi abbiamo dimostrato da settembre a ora, cioè secondo me noi bisogna sapere che questa ormai è forse una caratteristica per personalità, per caratteri, per molte cose della squadra, e anche insieme a Paolo ne abbiamo parlato per far sì che non diventi un problema il giorno che
andremo a giocare con squadre di un livello più alto. Tipo di playoff, ti riferisci? Tipo i playoff. Per ora, comunque sia, noi e Santa Teresa secondo me siamo un livello più alto, quindi questo ci salva. Bisogna impegnarsi per far sì che ai playoff questo non ci dia fastidio. Da migliore seconda la SEAP Aragona potrebbe saltare. Potremmo saltare la prima fase, sì, i quarti, e andare direttamente in semifinale. E per esperienza, perché ora ormai sarebbe il terzo anno di fila che mi becco i playoff, dico che sarebbe già un grande sospiro, perché comunque giocando mercoledì, sabato, con trasferte che possono essere anche Abruzzo, Marche, saltare già un turno sarebbe molto comodo, a livello sia fisico che mentale. Sabato prossimo invece la sfida con la Sifi Condor a Catania, altro osso duro. Sì, anche perché è una squadra tanto giovane e hanno sempre questa cosa che si entusiasmano, che danno fastidio, soprattutto in casa loro. A noi all'andata fu 3-2 infatti, vincemmo 3-2 però, quindi dobbiamo stare attenti. A non far arrabbiare il presidente soprattutto. Esatto, ma anche per noi, per stare un po' più tranquilli. Gli sponsor e anche voi, ecco. Bisogna stare tutti un po' più sereni. Vediamo i risultati e classifica della Serie B2. SEAP Aragona di Palermo 3-1, Battipaglia Mediolanum 0-3, Santa Teresa Castelvetrano 3-0, Reggio Calabria Pedara 3-1, Terrasini Giarre 1-3, Castellammare di Stabia Nola 3-2, riposato la Sifi Condor che è prossima avversaria della SEAP Aragona, per una classifica che vede Santa Teresa in vetta con 60 punti e la SEAP Aragona a 57. La Sifi Condor, prossimo avversario, è a 43 punti, ragazze giovanissime come dicevo, sì, ma tenaci e agguerrite. Hanno 2 o 3 di esperienza e poi il resto giovani. Ecco, la cosa che volevo chiederti però a proposito di questa classifica è Santa Teresa Nola, Santa Teresa Battipaglia, Santa Teresa Castelvetrano, 3-0 secco, con punteggi larghi, ecco, 25-8, 25-10. Perché noi fatichiamo secondo te con queste squadre sulla carta più deboli? Ritorniamo sempre allo stesso, infatti. Io tipo un secchio. Sì, infatti. Non lo so. Cosa ha in più secondo te Santa Teresa? Ma in più niente, alla fine contro di noi hanno perso 3-0, cioè 3-1, quindi. Però magari è un altro carattere, comunque sia una squadra che con elementi a parte di spessore, cioè che hanno giocato spesso in Serie A, e poi che ha tanti anni che giocano insieme soprattutto, cioè comunque sia ci sta. Giocare insieme tanti anni e coincide secondo te? Non è sicuramente essenziale, però può fare la differenza, soprattutto in un campionato dove ce la stiamo giocando punto a punto noi e loro, quindi può darsi. Benissimo. Tutte ragazze di esperienza, perché comunque sia tutte con una... Già la incide tanto giocare insieme anche nel calcio, no? 2 o 3 anni. Assolutamente sì, quello che forse non capiscono tante società, che cambiare ogni anno vuol dire assemblare un gruppo, andare a stravolgere il gruppo. Ma è normale, se tu tieni un gruppo per diversi anni si trovano gli equilibri, si trova la giusta sintonia, come nel calcio, come nella pallavolo, nel basket, tutti gli sport come la tua Akragas, l'eccellenza in Serie D. Poi assolutamente, tra l'altro l'Akragas era veniva cioè quella squadra che avevamo noi in eccellenza veniva da un campionato vinto a Ragusa, sì, i Mari Vindigni, Arena, che li hanno vinto un altro. Ci arriveremo tra poco. Adesso passiamo al basket perché c'è stata una brutta sconfitta per la Fortitudo, la seconda consecutiva. Franco Ciani è arrabbiato alla fine del match. Vediamo l'intervista, poi torniamo in studio. Non può essere un commento positivo, se non per alcuni sprazzi, ma a questo punto della stagione e a questo livello di obiettivi alcuni sprazzi in una partita non bastano. Quindi dobbiamo assumerci le responsabilità, come ho detto 15 giorni fa. Roma ci aveva dato la sensazione di una grossa reazione, Roma è stata un'eccellente partita, oggi speravamo di ripeterla, ma non è stato così. Soprattutto è venuta meno in alcuni minuti, in alcuni frangenti, quando avevamo la partita un pochino nelle nostre mani, non abbiamo mai avuto la capacità di allungare, e quando l'hanno avuta loro nelle loro mani sono stati molto più cinici e precisi di noi nell'affondare i colpi decisivi, se non altro nel quarto.
alcune cose sul profilo tattico sicuramente hanno funzionato e su alcuni aspetti siamo riusciti a limitarli. Poi è evidente che lo straordinario talento di alcuni giocatori è uscito nei momenti decisivi e il nostro invece non altrettanto, e quindi è evidente che il risultato non ci ha arriso. Mi dispiace perché fra mille peripezie, difficoltà, infortuni, assenze, problematiche varie, questa è una squadra che all'interno dei playoff è sempre rimasta e che ha avuto momenti della stagione esaltanti. È chiaro che oggi non abbiamo né la condizione né lo spirito di quel periodo, però abbiamo il dovere di provare sicuramente ad andare a Rieti con un atteggiamento diverso, con quello che abbiamo avuto a Roma, cercando però di fare quel qualcosa in più che ci consente di portare a casa la partita. È chiaro che oggi, se pensiamo, dopo averci visto giocare oggi, pensiamo che andiamo a Rieti a vincere, sembra utopistico pensarlo, però voglio dire, già troppe volte ci siamo lasciati irretire da noi, non l'ambiente ma noi, da considerazioni nelle quali c'erano le partite facili e qualche volta le abbiamo perse, c'erano le partite impossibili ma qualche volta le abbiamo vinte. Eccoci rientrati in studio. Sì, la regia stava per fare vedere i risultati di classifica del torneo di basket, con la Fortitudo che è stata sconfitta 69-78 nel derby di ieri con il Trapani, una sconfitta per certi versi inaspettata, con Franco Giani appunto avete visto legittimamente un po' arrabbiato da questa sconfitta. Capodorlando, altra siciliana, che in vetta con 104-84 ha battuto Tortona. A questo punto vedrei la classifica, perché la Virtus Roma ha perso a Treviglio 85-68 ed la Virtus Roma appaiata a pari punti con Capodorlando a 36, Rieti, Treviglio e Bergamo 32, Casale Monferrato 30, Agrigento a 28 punti insieme a Latina e Biella. Si rischia di non fare disputare i playoff, per cui bisogna un po' rimettersi in carreggiata già da domenica prossima contro Rieti, che ha 32 punti, per cui è una partita fuori casa difficile, anche perché il Palasport di Rieti è sempre gremito ed è seguito da tanti sostenitori, per cui dovrà essere davvero una grande fortitudo e dimostrare, ecco, ancora di essere in palla, perché è un torneo importante. Come vedete anche Siena è stata esclusa dal torneo, la Montepaschi, la gloriosa Montepaschi Siena. 2 sconfitte consecutive, 3 sconfitte consecutive, Gellana, anche nel calcio come vengono metabolizzate? Dipende tanto comunque dal gruppo, se è un gruppo di giovani, un gruppo di giocatori o giocatrici esperte, magari chi è più esperto ha più esperienza per gestire la situazione, magari i giovani si buttano un po' giù, dipende dal gruppo. Certo. Tu Favara quest'anno sei stato capitano, mi pare, nella squadra giallo-blu. Per il prossimo anno invece hai già pensato di continuare a giocare a Favara, oppure che ne so, magari sicuramente continuerò a giocare. Ecco, per esempio c'è l'Acragas che potrebbe fare al caso tuo. Abbiamo il presidente Bottone, che dici? Un po' presto per parlare. È presto per parlare, però dico, già un approccio iniziale si potrebbe... Ma vediamo. Ai tifosi un duo continuo 7 case non dispiacerebbe. Ecco, con Sant'Angelo farebbero veramente... anche in eccellenza, secondo me sarebbe una bella squadra. Io credo la regia, perché adesso abbiamo un collegamento particolare e chiedo alla regia conferma di questo collegamento con un tifoso del Modena, che ci è stato segnalato da Gerlando Navarra, grande tifoso dell'Acragas, tifoso del Modena, che conduce la Tana Giallo-Blu Channel su YouTube, una striscia settimanale dedicata proprio alla squadra romagnola. Lui è Enrico Morselli. Enrico, ci sei? Sì, sono qua, ciao. Ciao Enrico, benvenuto a Tutto Campo, ecco ti vedo. Allora, ho saputo da Dario Spagnoli, che è un tuo grande amico, un nostro grande amico, ecco, comune, che tu segui che tu segui l'Acragas anche da Modena, da lontano. Come mai? Probabilmente grazie a Guarda, ti dirò che l'Acragas mi sta simpatico intanto perché mi piacciono molto i suoi colori.
E poi dopo, vabbè, Agrigento, la famosa città dei templi, quindi ci mancherebbe. E poi il nome è bellissimo, quindi mi è sempre stato, diciamo, una seconda squadra a parte il Modena, chiaramente. Ecco, qua abbiamo il presidente dell'Acragas, il dottore Salvatore Bottone, che ovviamente quest'anno insieme a tanti professionisti, non imprenditori, ripeto professionisti, si è impegnato tantissimo per rilanciare il calcio ad Agrigento dopo il fallimento dalla Serie C. Ovviamente gli imprenditori ci sono stati sotto forma di sponsor che hanno, diciamo, sostenuto questo campionato. Tu hai seguito quest'anno il torneo di promozione, suppongo, dell'Acragas? Sì, so che l'Acragas adesso è nei playoff, so che deve fare la prima partita con il Salemi, direi. Bravo! Quindi sì, da parte mia spero vivamente che ce la facciate e che possiate pian piano tornare in un calcio un po' più normale per voi, più giusto per voi, non certo a questo livello. Cosa diciamo al presidente Bottone allora? Enrico, cosa vuoi dire al presidente? Dico. Io gli faccio tanti in bocca al lupo e tanti complimenti, perché non è facile partire con un'avventura del genere, bisogna essere dei grandi tifosi. Gli faccio tutti i miei complimenti da Modena. Il ricambio, e spero che anche il Modena si tiri fuori da queste categorie e possa ritornare dove merita. Sì, Modena, che ricordiamo milita in Serie D, è seconda in classifica, al primo posto che c'è. Da quanto vi distanziate, Enrico? Noi siamo secondi dietro la Pergolettese, che è una squadra di Crema, e siamo a 6 punti di distacco, mancano 4 partite, sono tanti, ma c'è il confronto diretto ancora. Ieri avete pareggiato 0-0 il derby con la Reggiana, altra nobile decaduta. Ti chiedo, i tifosi della provincia, che comportamento hanno nei confronti di una squadra blasonata come il Modena, come si avvicinano a questa realtà oppure la guardano da lontano? Beh, sai, noi abbiamo un problema nella provincia, che abbiamo il Sassuolo che sta in Serie A e il Carpi che sta in Serie B, anche se ormai è vicino alla retrocessione in C. E quindi la provincia, che una volta era tutta modenese, a parte quella di Carpi che storicamente è sempre stata contro Modena, facciamo fatica. Adesso abbiamo una provincia molto grande, perché Modena, non sai, te dico io, c'è 800-900 mila abitanti come provincia, però non tutta la provincia tifa Modena, soprattutto a causa del Sassuolo, appunto, che sta in Serie A da vari anni. Allora ci aspettiamo una fusione magari tra Modena e Sassuolo, la squadra la chiameremo Modena, che dici? Così riportiamo un po' di Modena nel calcio che conta. Tu conduci una trasmissione importante, la Tana Giallo-Blu Channel su YouTube, una striscia settimanale proprio dedicata alla squadra emiliana. Esatto. Dico, vogliamo parlarne un attimino di questa tua trasmissione? Guarda, la trasmissione si divide in 2 parti. Praticamente la prima parte è una disamina sulla partita della domenica precedente, che conduco io personalmente da solo. Dopo la seconda parte è sempre un'intervista con una vecchia gloria del Modena del passato, che può essere giocatori di Serie A, di B, di C. Abbiamo intervistato un po' tutti quelli che hanno fatto la storia del Modena degli anni scorsi. Benissimo, io ti ringrazio per il tuo intervento, Enrico, a tutto campo. Grazie. Auguri per il Modena, ovviamente, e per la tua trasmissione. Volevi dire qualcosa? Guarda, io intanto io volevo ringraziare voi per avermi dato questa possibilità. Sono molto soddisfatto e molto contento di essere intervenuto nella vostra trasmissione. Io vi faccio tanti in bocca al lupo per tornare al più presto possibile nel calcio che meritate. Grazie, Presidente. Ci meritiamo anche almeno una Serie D, no? Certo. Magari voi dovete tornare nel calcio che conta. Grazie, grazie Enrico. Grazie. Chissà un giorno un amichevole col Modena. Magari grazie a voi, certo, grazie. Che ci appartengono. Grazie ad Enrico Morselli, dunque di La Tana Giallo-Blu Channel su YouTube. Introduciamo proprio l'Acragas, parlavamo di promozione, come si sta preparando la squadra a questa partita importante di playoff? Come ti dicevo, l'obiettivo dei playoff è stato raggiunto, ora ci stiamo preparando al meglio per, chissà, come dicevo, regalare questo sogno e ritornare in eccellenza. Sarebbe veramente una grande cosa, considerate le traversie, le difficoltà dell'inizio, l'amarezza della città, dei tifosi,
sprofondati dalla Serie C in promozione, così nel giro di pochissimi mesi. C'è gente che ci segue anche da Modena, non lo sapevamo, l'abbiamo saputo tramite Gerlando Navara per caso, eppure quindi, qua c'è gente che neanche si avvicina più allo stadio. Sì, perché dico, l'amarezza è stata tantissima, la delusione, la rabbia, ci ho misto un po' di tutto, però come ho detto più volte bisogna ripartire, rimboccarsi le maniche, perché rassegnarsi così senza fare niente non aveva un senso, per cui un gruppo di tifosi, di amici, con l'aiuto di qualche sponsor e cose, ci siamo rimboccate le maniche e siamo andati oltre quello che magari era all'inizio l'aspettativa, ma pian piano ci siamo accorti, poi rafforzando la squadra a dicembre, che ce la potevamo giocare con tutti, e in effetti la squadra a Combeto non teme avversari, riusciremo a giocare questi playoff alla grande, sono sicuro che il risultato sarà positivo. Benissimo. Io vedrei subito a questo punto i risultati, classifica del torneo di promozione, vediamo se la regia me li passa, anche se è stata l'influente. No, questo è il basket, dobbiamo avere la promozione, con l'Acaragas che è stata sconfitta a Palma di Montechiaro, ma come dicevo sconfitta l'influente ai fini della classifica, l'ultima giornata di campionato. Partinicolo del Cara 7-0, Gattopardo Versi 1-0, Camarat Folgore 2-0, Racalmuto Castel Termini 1-1, Marineo Monreale 2-1, Vallelunga Miselmeri 2-4, Villabate Salemi 3-0, Borgonovo Balestrate 3-0, per una classifica che a questo punto vede all'ultima giornata uno spareggio, si profila uno spareggio tra San Giro e Giorgio Marineo e Miselmeri, che sono appaiati a 72 punti. L'unica partita dei playoff sarà Salemi Acaragas, perché il Monreale, essendo a più di 10 punti di distacco dalla seconda, che sarà o San Giro o Miselmeri, non può disputare questo spareggio. In basso invece Villabate, Libertas Racalmuto sarà l'altro play-out salvezza, retrocede invece in prima categoria il Borgo Nuovo. Detto questo, io Presidente lascerei un attimino il torneo di promozione, andiamo in eccellenza anche in onore del nostro ospite qui presente, perché c'è stata ieri una partita importante nel girone B però di eccellenza. Il Marina di Ragusa, di tanti nostri ex giocatori, di un Acaragas che fu di 5-6 anni fa, ecco, con giocatori che adesso rivedremo, è stata promossa in Serie D. Questa squadra ha fatto promozione in eccellenza la scorsa stagione, quest'anno promozione dall'eccellenza alla Serie D, una cavalcata davvero trionfale per questa squadra, che potrebbe essere paragonata, pensate un po', non lo so, alla squadra di Villaggio Peruzzo San Leone in confronto, perché Marina di Ragusa, paragonata a San Leone, si ritrova in Serie D, ma grazie a questo gran popò di giocatori. Vediamo il servizio, poi torniamo in studio con una sorpresa. Siamo partiti, fischio d'inizio, il Palazzolo a gestire il primo possesso. Intanto D'Agosta mette dentro il pallone sul secondo palo, arriva Bello, la parata di Perla, la palla resta lì per Pellegrino che la lascia scivolare in corner. A tutti gli effettivi invece nella propria metà campo per la formazione gialloverde del Palazzolo. D'Agosta mette il pallone questa volta all'altezza del dischetto e rigore, poi Bello e Pellegrino, il vantaggio del Marina di Ragusa con il proprio capitano Gaspare Pellegrino. Dopo 8 di gioco rompe gli equilibri, la sponda intelligentissima di Bello col petto permette a Pellegrino da pochi passi di gonfiare la rete alle spalle di Ferla. Immediato vantaggio del Marina, cambia il parziale all'alto campo di Ragusa. Indigni, Lutti a toccare il pallone, poi carne molla senza fronzoli direttamente a Daniele Arena per Nicola, forse in posizione di offside, non ravvisata al secondo assistente il direttore gara. Qui che palla di Pellegrino per D'Agosta che può prendere l'out esterno, fronteggiato da Mollica. D'Agosta, surplus D'Agosta, esposta il pallone sul destro, a giro D'Agosta ed è il raddoppio del Marina di Ragusa con Totò D'Agosta al 14esimo. Che azione, palla filtrante di Pellegrino. D'Agosta ha preso l'esterno, ha puntato Mollica, è rientrato sul destro e con un preciso destro a giro affrontato per la seconda volta. Da rivedere ad onor di cronaca la posizione di Nicola Arena, da valutare se abbia toccato o no la sfera in questa occasione. Il Marina ha già raddoppiato all'alto campo. Inizio ovviamente i ragazzi di Mister Udro che già stanno conducendo per 2-0. Poi Pellegrino tiene viva la sfera per Nicola Arena che serve il fratello Daniele, palla a largo per D'Agosta, ancora una buona trama offensiva del Marina. D'Agosta fronteggiato, raddoppiato, D'Agosta fra due avversari, la palla resta lì, Ferla quasi come portiere di Oca, poi ancora D'Agosta
Dacosta, avanti il pallone, cerca assistenza in un compagno, la trova in Nicola Arena, occhio al taglio di Bardet, servito da Arena, Bardet si invola verso la porta di Ferla, Bardet salta Ferla, Bardet, manca l'ultima rifinitura, ma che imbucata del genio Nicola Arena, coi tempi giusti ha trovato l'inserimento di Bardet, con Aliou Bardet fischietto alla bocca ed inizia ora il secondo tempo di questa sfida. Possono essere presenti, occhio perché Bardet qui anticipa Miranda, Bardet, ancora un'occasione, scodella in area di rigore per Cortese, ancora Vindigni imperioso, poi Frittitta, ma ancora Vindigni, statuario, la palla resta libero per Grasso, ci mette i guantoni Di Carlo, poi Frittitta che va direttamente da Frittitta, colpo di tacco per Cortese, di prima intenzione per Diallo, lascia lì il pallone Iozia, atterrato Diallo, calcio di rigore per il Palazzolo, Passettini per Grasso che spiazza Di Carlo, Palazzolo che rientra in partita al settimo della ripresa, estrae il cartellino giallo il direttore gara Roberto Cortese, era già morito e viene espulso. In 10 uomini il Palazzolo proseguirà questa sfida. Ennesimo pallone profondo, poi Frittitta riesce a fare la torre, Diallo, Di Carlo para, era tutto regolare, poi ancora Frittitta. Si è visto poche volte in fase offensiva, Dacosta va dall'altro lato per Arena, addirittura di prima intenzione, se fa questo ce ne andiamo Nicola Arena, se fa questo ce ne andiamo. Non arriva sull'avversario, dall'altro lato allora c'è Dacosta, puntare Mollica, prende il centro Dacosta, va direttamente in porta Dacosta, palo di Nicola Arena che aveva raccolto il tentativo di tiro dalla sinistra di Dacosta. 2 o 3 giocate d'alta classe del genio, così come gli piace essere chiamato qui a Ragusa. Fischietto alla bocca, triplice fischio, è finita, il Marina di Ragusa approda in Serie D da neopromossa al termine di una cavalcata incredibile, onore al Palazzolo che ha dato vita a un secondo tempo dagli altissimi contenuti agonistici in 10 contro 11, ci ha provato fino alla fine la formazione di mister Catania, ma alla fine a vincere sono stato. Complimenti al Marina di Ragusa, ma complimenti a Nicola Arena, Gaspare Pellegrino, Ciccio Vindigni e Daniele Arena, inossidabili ex giocatori dell'Acragas che hanno praticamente rinforzato insieme a tanti altri ottimi giocatori questa rosa del Ragusa. Proprio il genio, il nostro amato genio è in collegamento da Ragusa. Nicola Arena, benvenuto Nicola. Ciao a tutti. Non ti vedo, eccoti qua. Ciao Nicola. Allora. Ciao Gerlando. Ciao Nico. Ecco, Gerlando continua come ex compagno di Nicola nell'Acragas di Pino Rigoli. Nicola, ami ancora farti chiamare genio, ho sentito dal cronista, anche a Marina di Ragusa. No, questi sono strascichi che mi porto da Agrigento. Lo sai che è stato Enzo Nocera a coniarti questo nome, no? Sì. Allora Nico, che mi dici di questa promozione? Inaspettata, voluta, com'è stata? Ma all'inizio sì, inaspettata senza ombra di dubbio, perché le aspettative, comunque il campionato che noi volevamo fare era diverso, anche perché molta gente che siamo lì, io, Fabio, Ciccio, Gaspare, mio fratello, lavoriamo, quindi era più un dopolavoro che altro. Poi le cose dopo un inizio non bellissimo sono migliorate, abbiamo fatto un bel campionato e poi ci abbiamo messo molto del nostro. Una volta che eravamo lì l'appetito viene mangiando, come si dice. Ovviamente, qua abbiamo il presidente dell'Acragas, il dottore Bottone, tuo grande estimatore. Parlavamo poco fa con Gerlando Contino di una ricostruzione dell'Acragas per il prossimo anno. Chissà, dico pure Nicola Arena magari insieme a Gerlando in un Acragas del futuro. Che dice presidente? Magari, sarebbe bellissimo, dai. Anche se ora sento che Nicola lavora, quindi forse sarebbe problematico fare il pendolare da Ragusa e da Agrigento, però ci basterebbe che giocasse solo la domenica. Io penso che ancora potrebbe fare la differenza in questa categoria. Ti allena a Ragusa e vieni la domenica, come voleva fare la regina con Roberto Baggio, che dici? No, ormai ci stiamo facendo vecchiotti.
No, dai. Ancora sei giovane tu, Nico. Dimmi una cosa, cosa vuoi chiedere a Gerlando Contino? Qualche ricordo di quella stagione trionfale di eccellenza? No, ma quella stagione è stata incredibile. Io di quelle 2 stagioni da Agrigento, ma soprattutto il primo anno, la promozione in eccellenza, ho dei ricordi bellissimi. Oggi capisco che io sono di Marina di Ragusa, vincere un campionato a casa. Cosa vuol dire? Posso capire Gerlando cosa ha provato a vincere il campionato a casa sua, perché per il macellaio, il barista che tu vedi tutti i giorni e comunque hai il rapporto da una vita, e ti può fare solo piacere, dove si parla di te, si parla della squadra, appassioni i tifosi a vedere la squadra in cui giochi tu, quindi posso capire oggi quello che ha provato Gerlando qualche annetto fa. Nicola, cosa accadeva quando segnavi dei gol fantastici il giorno dopo per strada ad Agrigento? Raccontaci qualche aneddoto. No, vabbè, Agrigento è una piazza esigente, dove in quegli anni il calcio forse mancava da troppo tempo. Peccato che è durato comunque anche troppo poco gli anni diciamo d'oro, cioè i 2 anni della Serie C e l'anno della D. Però secondo me, se ci sono gli imprenditori giusti, la gente che comunque ha voglia di fare bene, l'Agrigas può tornare di nuovo a fare quelle categorie che gli merita per il pubblico che ha e per le persone che ci sono. Ok Nicola, qua la porta è sempre aperta, salutaci il capitano Gaspare Pellegrino, perché l'anno dopo, se non sbaglio, dopo Gerlando fu proprio Gaspare a diventare il capitano. Ovviamente tuo fratello è il grande Ciccio Vendigni, che è stato elogiato proprio nel corso della cronaca come imperioso e statuario dal cronista della partita di ieri. Ci mancate tantissimo, Nico, obiettivamente, però ovviamente l'Agragas è rinata, adesso con questo progetto dobbiamo pensare al futuro. Chissà, un giorno magari potresti pensare di venire, magari a gennaio, non lo so, a metà campionato, chi lo sa. Appena sono un po' più libero. Va bene, anche perché sento il telefono che ti squilla, perché sei in azienda e ormai ovviamente con la tua impresa sei molto impegnato. Grazie Nicola. Il presidente vuole chiederti una cosa. Di Nicola Arena rimane un frame, come si dice, il momento in cui calcia contro il Savoia addosso al portiere. È stato forse, non è stato il gol, ma è stato forse l'episodio più visto da Nicola Arena, perché in quella gara c'erano 8.000 persone che hanno visto quell'azione fantastica. Peccato non culminata col gol, ma penso che è rimasta nell'immaginario collettivo di Agrigento quel dribbling e quel... Chissà cosa sarebbe successo se quella palla fosse entrata, Nicola. Ci pensa sempre Nicola, guarda. Io non li ho mai viste e poi lì 8.000 persone allo stadio. No, neanche in Serie C, Nico. Dopo... neanche col Catania. Neanche poi l'anno dopo, quando abbiamo vinto il campionato, no. Neanche in Serie C col Catania. È stato un evento ripetibile. Va bene Nicola, purtroppo abbiamo tempi brevissimi, ti ringrazio per il tuo intervento a tutto campo. Auguri, ovviamente il prossimo anno Serie D con il Marina di Ragusa, mi sembra di capire. No, basta. Non è più fattibile una Serie D. Dunque appendiamo le scarpe al chiodo allora, Nico, sei sicuro? Questo è uno scoop, Nicola Arena appende le scarpe al chiodo. Non è più fattibile, no? Il lavoro, cioè fare le trasferte, Gerlando lo sa fare le trasferte a Napoli, dove rientri poi alle 4, alle 5 del mattino, la domenica notte, non è possibile. Non hai più l'età, non te la senti più. Va bene Nicola, forza, grazie. in bocca al lupo, dai, forza. Vedere film. Un abbraccio Nico. Un abbraccio Nicolino, grazie. Ciao Genio. Ciao, un abbraccio. Ciao.
E allora, dato che siamo a Marcorde, velocemente un servizio che riguarda Mister Oddo, allenatore del Monreale, ex giocatore dell'Akragas degli anni 80. L'abbiamo incontrato 2 domeniche fa, vediamo il servizio breve, poi torniamo in studio perché ricorda episodi importanti dell'Akragas 84-85. Vediamo. È un'emozione incredibile, anche perché qui sono passati 2 anni, 3 anni veramente belli. È chiaro che qui è tutto cambiato anche nella disposizione degli spogliatoi, mentre prima erano all'interno sotto la tribuna, mi pare, adesso qui invece c'è veramente un impianto elegante, fatto bene. È un peccato intanto che l'Akragas giochi in queste categorie, non lo dico solo io, perché sicuramente merita di più. E ci vuole sicuramente un tantino di parsimonia in più e di oculatezza in più per poter fare una squadra da traguardia, perché questa città merita palcoscenici diversi. Beh, ce ne sono tante, quella col Benevento tantissimo, perché fu una partita particolare, visto le retroscena che erano successi con il mio allenatore precedente che avevo, Montefusco, che avevo all'interno gli anni precedenti, e quindi loro se la sono presi come un fatto, loro puntavano a vincere già allora. Noi non gli abbiamo regalato niente in assoluto, quella è stata una bellissima partita, ma una gran bella partita è stata quella col Bari a Bari, quando il Bari, se vi ricordate, vinse il campionato, ma aveva uno squadrone e noi li abbiamo veramente massacrati sotto il profilo tattico e tecnico, e poi ci hanno fatto pareggiare una partita, ci hanno espulso Gigi Chiaro, ci ha fatto gol Messina su un fuorigioco quanto una casa, abbiamo fatto 1-1 e allora mi ricordo che Randazzo ci diede un premio doppio proprio perché lì siamo usciti con gli applausi e veramente lì abbiamo giocato una partita superlativa. Eccoci tornati in studio con i ricordi di quell'Akragas Bari 84-85 con Oddo in campo. Adesso ancora a Marcorde in onore dell'ex capitano dell'Akragas Gerlando Contino. Dobbiamo avere delle immagini che dovresti ricordare, Gerlando, perché riguardano proprio quell'annata con l'Akragas, quell'anno della promozione in Serie D. È una partita, vediamo se la regia passa questa partita che avete praticamente stravinto ecco, vediamo se c'è l'audio anche. Questa dovrebbe essere l'intervista di Enzo Nocera a Pino Rigoli nel post Campofranco Akragas. Ricordi quella partita dove segnò 2 gol Arena, uno su azione e uno su calcio di rigore? Praticamente dopo quella partita ci proiettammo direttamente verso la Serie D 2-1. Sì, non mi sto ricordando, no. A Campofranco, scusa, ma Casteltermini contro il Campofranco. Contro il Campofranco, sì. Quell'anno siamo partiti, abbiamo fatto le prime 10 partite e 10 vittorie, poi abbiamo fatto un pareggio ad Alcamo e poi altre 4-5 vittorie di fila, e quindi abbiamo preso subito il distacco. Però adesso questa partita non me la ricordo benissimo, la memoria non mi accompagna benissimo, non me la ricordo benissimo. Eravamo punto a punto con il Campofranco. Sì, mi ricordo che Nicola fece i 2 gol e poi sento l'audio, vediamo se l'energia passa le immagini del video. Eccolo qui, questo dovrebbe essere Marsala, vediamo. Comunque è stata quell'annata, ecco, questa a Marsala. Questa a Marsala dove perdevo. Sì, ma già avevamo vinto il campionato. Ecco, qua c'è l'inno, il coro preferito dei tifosi dell'Akragas. Il Legata quest'anno ha fatto un grande campionato. Sì. La nostra squadra di categoria superiore quest'anno 27 vittorie. Ma ieri quel 10-3 con Mazzara come te lo spieghi? Ma perché nel Mazzara hanno giocato quasi tutti i ragazzini e quindi il Mazzara era un po' crollato. Va bene, bando ai ricordi, allora se no ci torna la nostalgia canaglia
dicevano quella coppia Albano e Romina. Eccellenza, risultati e classifica, perché c'è proprio la squadra di Gerlando: Castellammare Caccamo 0-2, Sant'Agata Alcamo 1-2, Dattilo Canicatti 1-2, Geraci Palermo 2-1, Licata Mazzara 10-3, Mussomene Partinico Lavace 3-0 a tavolino, Palma Valle Castelbuono 5-2, Marsala Profavara 0-3. Ottima partita, hai segnato ieri doppietta. Doppietta di Gerlando Valtina. Lo dice così in maniera molto... Quanto gol hai realizzato quest'anno? 14, 12 in campionato e 2 in Coppa Italia. A maggior ragione il prossimo anno, Presidente, non ce la possiamo fare scappare. Non ce la facciamo scappare. 82 punti per il Licata, promosso in Serie D, 72 punti per il Canicattì, che non disputerà i playoff regionali ma bensì direttamente quelli nazionali. Grande Canicattì, perché dista molto dalle altre squadre. Invece play-out per Castellammare, Marsala e Cus Palermo Caccamo, no? Partini Marsala è retrocesso. Hai ragione, il Marsala è retrocesso direttamente, perché dista più i 10 punti, sì. Dunque Castellammare salvo. Sì, e ci sarà Cus Palermo Caccamo per lo spareggio, e Partini Colace e Castelbuono retrocesse in promozione. Vediamo la prima categoria a questo punto, perché siamo veramente in chiusura. Risultato e classifica con l'Armerina, che è stata promossa nel torneo di promozione, l'Enfortese Aragona 1-0, Città Nicosia Villarosa 2-1, Pellegrina Nissa 3-0, Master Pro Gira 3-0, Raffadali Branciforti 2-0, Valtenissetta Armerina 0-2, Ravanusa Gemini 3-4, per una classifica che vede l'Armerina promosso. Complimenti ovviamente all'Armerina con 59 punti in promozione. Non ce l'ha fatta l'Empedoclina, che dovrà disputare i play-off suppongo con il Raffadali. Gerla, aiutami, questa classifica. C'è Master Pro San Cataldo con la Leonfortese. Se non mi sbaglio ci sono altre 2 partite lì. Ci sono altre 2 partite, sì. Se non mi per sbaglio. cui tu pensi che ancora si potranno ribaltare però sono queste le 4 squadre che dovrebbero essere queste. Speriamo sia per l'Empedoclina che per i Raffadali che riescano a salire. Invece nei bassi fondi della classifica c'era il Gemini, che ovviamente spera di salvarsi, perché come mi ricordavi mancano ancora 2 giornate, per cui può ancora evitare i play out. Dunque, in bocca al lupo alle squadre agrigentine, compresa l'Atletica Aragona ed il Ravanusa. Va bene, come calcio a 5 ricordiamo l'Acagas Futsal, che si è salvata matematicamente, anche se ha perso ieri con un netto risultato di 5-1 contro il Regalbuto, ma un risultato ininfluente, perché l'Acagas Futsal la prossima stagione rigiocherà in Serie B, nel torneo nazionale Serie B, una cosa molto importante per il calcio a 5 agrigentino. Io ringrazio Carolina Falcucci, auguri per sabato contro Catania, mi raccomando, grinta ragazze. Il presidente dell'Acagas Salvatore Bottone, un appello per i tifosi per la partita di Salemi? Certo, di raggiungere Salemi con ogni mezzo per agguantare questa finale con la vincente dello spareggio. Questo è l'augurio, e spero che la città capisca il momento di stringersi attorno ai ragazzi. Ecco. Gerlando, grazie. Grazie a voi dell'invito. Buona serata. Ci rivediamo prossimamente. Io ringrazio tutti i telespettatori e appuntamento a lunedì prossimo. Grazie.